Navdani International è l'associazione fondata in Italia, a Firenze, da Vandana Shiva nel 2011, dove Vandana è presidente e io, Giannozzo Pucci, siamo vicepresidenti e Caroline Locar è la responsabile delle relazioni internazionali e assistente personale di Vandana. Quando Vandana ha accettato di intervenire a Pordenone Legge era l'inizio del 2013 e non immaginava che sarebbe arrivata a questa iniziativa in un territorio dove proprio in questi giorni la questione degli OGM è diventata un punto di discussione che riguarda in primo luogo il territorio del Friuli, ma in realtà riguarda tutta Italia e tutta Europa, perché quello che sta succedendo in questo territorio è veramente qualcosa che va oltre ogni possibile aspettativa. Anche rispetto ad una legge, ad un decreto interministeriale, forse tardivo, ma che comunque ad oggi e per 18 mesi sancisce il divieto di coltivazione di OGM, in questo territorio sono stati seminati e sono tuttora in piedi coltivazione di mais OGM a cura di questo agricoltore e di questa organizzazione che da anni sta lavorando in particolare in questo territorio per introdurre in modo illegale, perché la legge vieta la semina, la coltivazione e la raccolta di prodotti OGM. In questa situazione, in un momento in cui la discussione su questo territorio a livello nazionale è molto tesa, quando i movimenti che a vario titolo in questo territorio si occupano e lavorano contro gli OGM hanno saputo che a Pordenone Legge ci sarebbe stato Vandana Shiva, a Navdani International è arrivata immediatamente la richiesta di poter incontrare Vandana per illustrargli quello che sta succedendo nel territorio e chiedendo il sostegno per la battaglia che i movimenti, le associazioni e tanti cittadini stanno facendo in questo territorio. Devo dire che è arrivata contemporaneamente la richiesta proprio lo stesso giorno, nello stesso momento, di Cristina Micheloni di AIAB a nome del gruppo delle associazioni che hanno lavorato, Legambiente, WWF, Medici per l'Ambiente e Aprobio, e la richiesta del coordinamento per la biodiversità che attraverso Luca Tornatore ci ha chiesto proprio la possibilità di incontrare, di questo incontro con Vandana. Abbiamo cercato di fare a Vandana il quadro della situazione di quello che stava succedendo e lei, con lo spirito che sempre la contraddistingue, si è offerta di venire a sostenere, soprattutto per favorire un percorso, e questo è una cosa molto importante, un percorso che cerchi di mettere insieme tutti coloro che si battono contro gli OGM e a tutela delle varietà locali e della biodiversità. La presenza di Vandana ovviamente consente di dare la giusta risonanza, il giusto rilievo ad una vicenda che da troppo tempo coinvolge la nostra regione negativamente, facendo un pessimo servizio alla nostra regione ma a tutta l'Italia. La vicenda di Fidenato deve terminare possibilmente prima del 5 ottobre o della data della raccolta, quando sarà, e deve creare a partire da oggi le situazioni e le condizioni perché situazioni del genere non si ripresentino. Io credo, come diceva Maria Grazia poco fa, che tutti noi qui oggi, le associazioni che rappresentiamo, i comitati che si sono costituiti recentemente, ma tutte le persone qui presenti e molte altre di più, condividiamo un obiettivo fondamentale, che è quello di dire che in Italia, in Europa,
non c'è spazio per gli organismi geneticamente modificati. Su questo per noi, come dire, è l'obiettivo strategico da raggiungere, rispetto al quale alcune nazioni europee hanno già messo in campo situazioni normative e operative per cui in quei paesi non si coltiva OGM. In Italia siamo riusciti a fare la solita confusione di norme e di disposizioni, per cui oggi viviamo una situazione paradossale. Lo diceva Maria Grazia poco fa, abbiamo norme che stabiliscono che non si può coltivare, non seminare, non si può coltivare Monsanto 810, ma ciò nonostante non succede assolutamente nulla. Abbiamo norme regionali che stabiliscono che si deve procedere in una, come dire, in una sorta di coesistenza nel momento in cui la regione afferma a chiare lettere che vuole che questa sia una regione OGM free. E anche questo rappresenta, se non un paradosso, quantomeno una contraddizione che va sciolta e che va superata. Allora, è evidente che in una situazione di questo genere, dove peraltro la Corte di Giustizia europea ha dato per adesso ragione a Fidenato rispetto alla vicenda passata e quindi gli ha consentito con l'azione di sequestro della Procura di Pordenone di agire nelle sue semine, è evidente che questa è una situazione che non è più gestibile, perché non può essere che di fronte alla maggioranza del popolo italiano, che stando alle statistiche è contraria agli OGM, di fronte a posizioni dichiarate da tutti gli organi parlamentari e governativi per cui gli OGM non si vogliono, di fronte a situazioni regionali, parliamo ovviamente della nostra regione, ma non è l'unica, no? Che ha dichiarato e scritto che gli OGM non si devono coltivare perché non rappresentano un modello, una possibilità di sviluppo e di futuro per l'agricoltura di questo paese, che qualcuno possa continuare impunemente a seminare, a coltivare, probabilmente, speriamo di no, a raccogliere. In breve al Governo e al Parlamento chiediamo una revisione delle norme. Non dimentichiamoci un dato importante, siamo alla vigilia, tra pochi mesi, delle elezioni europee ed è da lì che occorre far ripartire un'azione di, chiamiamolo aggiornamento, di rivisitazione delle norme sugli OGM, perché la clausola di salvaguardia è importante, ma è importante introdurre anche un criterio socio-economico nelle normative che consenta agli Stati l'autodeterminazione in materia di OGM e non più assistere a quello che abbiamo assistito finora da parte degli organi giudiziari comunitari. Quindi approvazione di strumenti normativi che prevedano il bando definitivo, che si mettano d'accordo una volta per tutte in una legge che dica chiaro e tondo dalla A alla Z come e perché in Italia non si coltivano OGM, per varare una politica di innovazione agricola orientata alla conservazione dell'ambiente, della biodiversità rurale, della diversità culturale e culturale che ogni regione in Italia contiene e rappresenta. E quindi per dire una messa definitiva al bando degli OGM in tutta Europa. Io leggerò un documento che è stato condiviso in assemblea da tutti coloro che finora hanno partecipato e che costituiscono il coordinamento di tutela biodiversità. Il coordinamento per la tutela della biodiversità si è costituito non solo per esprimere la contrarietà agli OGM, ma anche, e direi, prevalentemente per contrastare le scelte del governo italiano e della regione Friuli Venezia Giulia, che vogliono imporre l'applicazione delle norme per la coesistenza con le culture OGM, introducendo di fatto le colture transgeniche nel nostro territorio.
Infatti, se è vero che lo Stato, con un precario decreto, ha bloccato comunque per 18 mesi le semine OGM, non capiamo perché la nostra Regione, in tutta fretta, ha modificato la propria legge in materia che vietava gli OGM, introducendovi le norme per la coesistenza. E questo senza consultare i cittadini e le altre regioni, considerata la portata transregionale del provvedimento. Anzi, la legge è stata modificata in un provvedimento che riguardava l'assestamento del bilancio regionale, neanche quindi un'apposita sessione. La verità è che le nostre istituzioni, che non hanno mai avuto delle posizioni chiare e decise sugli OGM, non è mai stata applicata la clausola di salvaguardia, hanno pianificato da tempo l'introduzione degli OGM sui nostri territori. Infatti, 3 anni fa, quando è avvenuta la provocazione delle prime semine OGM, il governo italiano, come sta facendo anche ora, non decise di distruggere tali coltivazioni, ma le lasciò maturare, le raccolse, le immagazzinò e le vendette per conto del proprietario. Questa operazione costò 70.000 euro per una cultura che ne valeva 3.000. Inoltre fu dato mandato all'ERSA del Friuli Venezia Giulia di eseguire un accurato monitoraggio sui campi confinanti con quelli OGM per valutare l'entità della commistione. Da quella indagine, eseguita in 15 giorni, intorno ad un solo campo di mais, con metodi a dir poco discutibili, risultò che non ci fu alcuna contaminazione tra le culture, in quanto l'entità della stessa era minore della soglia dello 0,9% prevista dalle normative europee per definire una cultura OGM. Questi sono i risultati depositati all'ERSA. Ora, su questi presupposti sarebbe un grave errore, da parte nostra, decidere di collaborare con la Regione per definire delle norme di coesistenza le più stringenti possibili. La coesistenza con gli OGM è impossibile. Questa normativa è il frutto di un compromesso che l'Unione Europea ha stipulato con le multinazionali del seme e dei diserbanti per introdurre gli OGM sui territori comunitari, ricordiamoci che l'obiettivo delle multinazionali è la determinazione del principio di equivalenza, come vale ad esempio negli Stati Uniti. Ricordiamoci inoltre come lo sviluppo dell'agricoltura industriale e monoculturale ha determinato la progressiva distruzione delle economie locali, strutturate da un forte tessuto sociale e solidale, che riuscivano a garantire la sussistenza delle nostre popolazioni, seppur condizionate da un'estrema povertà. Se esse, con il miglioramento delle condizioni economiche, fossero state sviluppate invece che distrutte, oggi non saremmo ridotti in questo stato di schiavitù dalle multinazionali. Riflettiamo anche su come il movimento per lo sviluppo dell'agricoltura biologica era nato per affermare con forza la necessità di promuovere un'agricoltura sana, compatibile con l'ambiente e legata ad un forte radicamento sociale. Essa è stata invece imbrigliata da un estremo regime di controllo e certificazione che l'hanno confinata in una mera nicchia di mercato. Ora, l'introduzione delle norme per la coesistenza con gli OGM graverebbero ancora più pesantemente ed irreversibilmente sullo sviluppo di un sistema agricolo alternativo al dominio dell'agricoltura iperindustrializzata, di cui gli OGM rappresentano l'aspetto più estremo. Per questi motivi, il nostro coordinamento propone la creazione di una vasta mobilitazione nazionale che si opponga alle scelte delle nostre istituzioni e spinga ad adottare tutti i provvedimenti necessari a definire libero dagli OGM tutto il territorio nazionale, come già stanno facendo altri Stati europei, e promuovere a livello europeo la modifica della normativa sull'immissione degli OGM nell'ambiente a favore della libertà di scelta degli Stati membri per un'Europa definitivamente libera da culture transgeniche. A tal proposito proponiamo ai comuni del Friuli Venezia Giulia di aderire alla campagna comune antitransgenico e fare pressione sulla Regione affinché riveda i recenti provvedimenti in materia. Chiediamo inoltre alle associazioni ambientaliste e di categoria di non partecipare al tavolo delle consultazioni per l'attuazione della legge regionale sulla coesistenza, più conosciuto come tavolo verde,
ma di chiedere unitariamente che la Regione Friuli Venezia Giulia chieda al Governo di adottare i provvedimenti necessari a definire il nostro territorio e le altre regioni OGM free, ad esempio applicando le raccomandazioni della Comunità Europea del 13 luglio 2010 all'articolo 2.4. Credo che anche questa presentazione abbia reso chiaro che pur nella diversità ci sono oggi dei punti finali di richiesta comune molto forti, perché nessuno pensa che nel territorio italiano sia possibile la coesistenza. Parlare di coesistenza ormai, dopo 10 anni dalla direttiva europea sulla coesistenza, quando in un territorio come quello italiano la dimensione delle imprese è tale da non rendere possibile la coesistenza, ma questo non per un motivo di scelta, non solo per un motivo di scelta politico-sociale che è pure giusta, ma anche per un motivo, diciamo, scientifico e di tipo agronomico. Non ci sono le condizioni per rendere possibile la coesistenza. Allora l'obiettivo immediato, come veniva ricordato, è quello che questo mais Monsanto 810 dell'agricoltore Fidenato non deve essere raccolto, deve essere questo un punto importante anche per le istituzioni, per il rispetto delle istituzioni, perché se che si possa arrivare a raccogliere un mais senza che questo sia possibile coltivarlo in modo legale è una sconfitta delle istituzioni. In this very beautiful space and this very beautiful moment of the evening, and with beautiful people who are resisting GMOs in this region, I'm very happy that I could join you. Sono molto felice di essere qui con voi in questo posto molto bello, in questo momento molto bello, con queste persone molto belle che stanno resistendo contro gli OGM in questo luogo. You have been thrown into the absolute front lines of a struggle between an unlawful, illegitimate system trying to gain control over our seed and the food through undemocratic means, and a system based on biodiversity and agroecology and democracy to defend our seed freedom and our food freedom. Allora, siete stati di fatto gettati sulla linea di fronte di una battaglia contro un tentativo che è illegittimo e illegale di prendere il controllo della filiera alimentare, e quindi bisogna agire tutti gli strumenti della democrazia per porre rimedio a questa situazione. In my view, it is illegal action in a region that has declared itself GMO free for some farmers to plant GMOs at a time where Monsanto is declaring it has withdrawn from Europe. È per me una cosa estremamente illegale che un gruppo di agricoltori si sia permesso di piantare degli OGM in una regione che si dichiara o vuole dichiararsi OGM free, e proprio nel momento in cui la Monsanto sta cercando di penetrare il mercato europeo. Scusate, ha dichiarato di ritirarsi dal mercato europeo, scusate. And in fact, this is one thing you should do. Send out the message that it is not true that Monsanto has withdrawn. It is in fact making illegal entry. E infatti in realtà non è vero quello che la Monsanto ha detto, ma sta invece cercando di agire illegalmente per, come si dice, uscire dalla porta e rientrare dalla finestra. They entered illegally into India with their BT cotton, and I had to sue them, and for 4 years they were in court. Most countries, Brazil, illegal. Every place they enter, they do it through finding someone who for a little bit of money will pretend that this is for the good of society. Anche in India e in tanti altri paesi hanno fatto lo stesso. In India l'hanno fatto passando ad esempio dal cotone,
in Brasile è illegale, è una cosa che fanno dovunque in tutti questi paesi, trovando sempre qualcuno che fa da testa di ponte per forzare la legalità attraverso qualcosa che oggettivamente è illegale. And in fact, the Monsanto lobby and the biotechnology lobby is really pushing GMOs in the name of the freedom of farmers to choose. But a farmer is a member of a community, and a crop he or she plants affects the crops of neighbors. Therefore, this has to be a collective democratic decision and cannot be the lawlessness of individuals who are influenced by corporate greed. Dice che dovunque la Monsanto fa finta, o chi agisce per la Monsanto fa finta che questo sia per il benessere della società e per dare più libertà di scelta agli agricoltori. Però questo non è vero, perché gli agricoltori fanno parte della società e gli OGM inevitabilmente finiscono per invadere invece la libertà, diciamo, biologica delle persone intorno e delle culture intorno, quindi la scelta come minimo deve essere successiva a un dibattito democratico di tutti e non l'azione singola di qualcuno. GMOs have anyway failed on their promise of providing food